È tempo di festeggiamenti per la Pallavolo Codevigo. Fondata oltre 30 anni fa da un gruppo di giovani appassionati di volley, la società è cresciuta nel tempo, raggiungendo nel recente passato traguardi importanti, come la promozione del 2000 in Serie D femminile, categoria mantenuta per 4 stagioni. Poi, nel 2005, inizia una fase difficile, con la doppia retrocessione in seconda divisione, dalla quale il club ha saputo trovare nuove energie, mediante il lungimirante rilancio del settore giovanile. Abbiamo deciso di ricominciare da capo. Abbiamo trascorso 2 o 3 anni un po' difficili, anche un po' amari, perché naturalmente le retrocessioni non sono mai piacevoli, però abbiamo messo in gioco un po' nuovi obiettivi che erano necessari, che erano indispensabili. Abbiamo subito questa retrocessione dalla Serie D in prima, poi dalla prima alla seconda, e per 8 anni abbiamo rincorso il nostro obiettivo del salto di categoria. Siamo riusciti a costruire un settore giovanile che adesso conta il mini volley, un under 12, un under 14, un under 16 e una terza divisione. Oggi la pallavolo è di casa a Codevigo. Dal mini volley alla seconda divisione i riscontri non mancano. Infatti al successo della prima squadra, neopromossa in prima divisione, si aggiungono i buoni risultati delle giovani, in particolare della terza divisione, attualmente quinta in classifica e con obiettivi ambiziosi per la prossima stagione. La terza divisione è un gruppo eterogeneo composto prevalentemente da ragazze giovani, però spinte da una motivazione molto forte, che ha fatto in modo che io potessi lavorare in tranquillità e a colmare tutte quelle lacune dovute appunto a una squadra giovane e eterogenea che non hanno mai giocato assieme. Attualmente siamo posizionati nella parte alta della classifica e alterniamo partite buone da squadra esperta a partite condizionate negativamente dall'emotività. La nostra squadra è nata da un progetto di raccolta di atlete che avevano voglia di giocare e che ancora non avevano trovato una collocazione nel campionato che stava partendo, e quindi sì, eravamo molto disomogenee, ma tutte quante con una gran voglia di giocare, insomma. Quest'anno la più grande soddisfazione l'ha regalata la seconda divisione, denominata Prearo Costruzioni. Rinforzata dall'innesto di 2 valide atlete provenienti dal pool volley, la squadra biancorossa ha condotto un campionato di vertice, ingaggiando un estenuante duello con l'Arzerello di Piove di Sacco, la principale rivale per la promozione. Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara d'andata, le ragazze di Nicola Zambon hanno innestato il turbo, sbaragliando tutte le avversarie. Le biancorosse hanno infilato una serie di 12 successi, tra i quali spicca la vittoria per 3-1 nell'infuocato derby di ritorno con l'Arzerello, rivelatasi determinante per l'esito finale. Una grande gioia, un successo voluto e ottenuto da una squadra forte e unita. Ho avuto la fortuna di lavorare veramente con un gruppo di ragazze che, anche se era un gruppo nuovo, perché rispetto all'anno scorso ci sono stati degli innesti, veramente siamo riusciti a creare un gruppo solido, compatto. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà e soprattutto con la squadra, ad esempio abbiamo trovato il primo scontro diretto importante, abbiamo avuto contro l'Arzerello, perso 3-2, dopodiché però anche loro avevano perso una partita, per cui ci siamo ritrovati praticamente una settimana sola sulla seconda posizione. Ogni gara per noi, ogni settimana per noi le avversarie davano il massimo, per cui per noi era sempre una finale, quindi posso fare i complimenti a questa squadra, perché tenere un ritmo così alto per tutto il campionato è stata una cosa positiva. L'obiettivo principale sin da subito era vincere il campionato. Noi quest'anno non eravamo disposte a lasciare la partita e perciò niente, ci siamo impegnate tanto, siamo migliorate sia nella tecnica che nella tattica. Eravamo fortemente motivate perché tutte le squadre erano molto forti e era, diciamo, un campionato conteso. Diciamo che le prime tre squadre del campionato, che sono arrivate tra le prime 3, erano molto forti. Questo successo è il frutto dell'impegno di atlete e staff tecnico e del fondamentale sostegno della Prearo Costruzioni. Il risultato lo abbiamo ottenuto grazie soprattutto al contributo ultradecennale del nostro sponsor ufficiale, la Prearo Costruzioni, che nei momenti difficili, nei momenti anche di gloria ci ha sempre sostenuto e ha sempre creduto in noi, nei nostri obiettivi.
Sicuramente la Prearo continuerà in questo impegno perché sia le ragazze sia tutti i ragazzi, i dirigenti si impegnano moltissimo e questo fa piacere per i giovani, per il nostro paese, per la società e quindi lo sentono proprio come non un dovere ma una missione, un piacere. A Codevigo intanto si festeggia e si pensa già al futuro, consapevoli di poter puntare ancora più in alto. L'anno prossimo l'obiettivo sarà sempre quello, ovviamente si punta sempre a vincere il campionato e vedremo come andrà sin da subito, immagino. Sicuramente la categoria è una categoria superiore, però noi abbiamo dimostrato di essere forti e lo dimostreremo anche il prossimo anno. Le avversarie sono dunque avvisate, a Codevigo c'è ancora molta voglia di vincere.